Condanne al clan Agrigentini, 15 anni ad avvocato boss, al capomafia Scilla 18 anni, 4 gli assolti. È un siracusano l'autore delle minacce al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha 27 anni ed è disoccupato. Convegno sulla povertà al Teatro Pirandello di Agrigento. La Di Consum interviene sulla mancata erogazione dei bonus acqua ai cittadini che ne hanno diritto. Festeggiato il patrono San Nicola a Fontanelle di Agrigento. Presentato il libro del regista Alessi, La città dei miracoli, Andrea Cirino venerdì prossimo presenterà il suo nuovo romanzo, Tutta colpa di Solone. Acragas intervista al nuovo acquisto Simone Brunetti. Benvenuti con l'appuntamento odierno di TVA Notizie. 6 le condanne di mafia ai clan Agrigentini, 15 anni ad avvocato boss, al capomafia Giuseppe Scilla 18 anni, 4 gli assolti, il servizio. Il GUP di Palermo Paolo Magro ha condannato a pene comprese tra i 10 mesi e i 20 anni mafiosi e professionisti agrigentini accusati a vario titolo di associazione mafiosa. Condannato anche un poliziotto e un agente penitenziario che rispondevano rispettivamente di accesso abusivo nel sistema informatico e rivelazione di segreto d'ufficio. Il processo, celebrato in abbreviato, nasce da un'indagine della DDA coordinata dall'aggiunto Paolo Guido sul clan della provincia di Agrigento, che coinvolse anche l'avvocato Angela Porcello, condannata oggi per mafia a 15 anni e 4 mesi. 4 gli assolti. Il GUP ha inflitto al capomafia Giuseppe Sicilia 18 anni e 4 mesi, ai boss Luigi Boncore e Calogero Di Caro 20 anni, a Giancarlo Bugea, compagna della Porcello, 20 anni, a Simone Castello, in passato ritenuto il postino del capomafia Bernardo Provenzano, 12 anni, a Diego Cigni, esponente della STID, 10 anni e 6 mesi, a Gregorio Lombardo, 17 anni, a Calogero Paceco, 8 anni, a Giuseppe Giuliano, 8 anni. Il poliziotto di Canicattì, Giuseppe D'Andrea, ha avuto per accesso abusivo al sistema informatico 3 anni e 4 mesi. La collaboratrice della Porcello, l'avvocata Annalisa Lentini, 1 anno e 4 mesi per falso materiale in concorso con Vincenzo Di Caro, che ha avuto 1 anno. Per rivelazione di segreto professionale 10 mesi a Giuseppe Grassadonia, un agente penitenziario che aveva comunicato ai familiari di un detenuto un suo spostamento. A Gaetano Lombardo sono stati inflitti per favoreggiamento 3 anni e 4 mesi. Gli assolti sono stati Luigi Carmina, Antonio Oliveri, Giovanni Nobile e Franco Gaetani. E intanto in una nota stampa il difensore avvocato Giuseppe Scozzeri afferma come la decisione circa la pena, che ci sembra oltremodo esagerata, ci coglie di sorpresa. Ci riserviamo una più approfondita valutazione all'esito della lettura delle motivazioni. Ci pare tuttavia che la ratio del rito abbreviato sia stata di fatto vanificata e non sia stata tenuta in debito conto la collaborazione offerta dalla mia assistita. Certamente questa sentenza non costituisce un bel segnale per quanti, anche lontanamente, pensano di intraprendere la via della collaborazione con tutti i rischi che ne conseguono. Un uomo di 37 anni di Canicattì è stato ferito con un colpo di fucile alla schiena. Ieri sera la vittima è stata ricoverata all'ospedale Barone Lombardo, dove è stata operata. Nella notte il ferito, le cui condizioni sono ritenute gravi, è stato trasferito al reparto di terapia intensiva del Civico di Palermo. Non si conosce il luogo dove il 37enne è stato ferito. Indagano intanto i carabinieri della compagnia di Canicattì. Il 37enne, disoccupato, stando a quanto emerge, risulta essere già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri, senza tralasciare nessuna ipotesi investigativa, starebbero concentrando le investigazioni sul mondo della criminalità comune e dello spaccio di droga. È stato identificato dalla polizia l'autore delle minacce al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. È un 27enne residente del Siracusano. Su disposizione della Procura della Repubblica di Siracusa, personale della Polizia Postale e della Digos ha eseguito una perquisizione nei confronti di un uomo di 27 anni, disoccupato, residente nella provincia retusea, indagato per violenza privata aggravata nei confronti del presidente Meloni.
In particolare, gli operatori del servizio della Polizia Postale di Roma avevano rilevato sull'account ufficiale Twitter del Presidente del Consiglio la pubblicazione di messaggi di minacce di morte finalizzati a evitare l'eliminazione del reddito di cittadinanza. Nonostante l'utente utilizzasse uno pseudonimo, le attività tecnico-investigative hanno così permesso l'identificazione dell'odierno indagato sulla base delle evidenze investigative. L'autorità giudiziaria ha disposto la perquisizione domiciliare e informatica nei confronti del siracusano. Gli operatori specializzati del Centro di Sicurezza Cibernetica Sicilia Orientale della Polizia Postale hanno così proceduto al sequestro di apparecchiature informatiche dell'account social utilizzato per la condotta criminosa. E sempre in tale riguardo avvia la nuova campagna della Polizia Postale denominata Cyberigiene. In collaborazione con Marco Camisani Calzolari si parla di revenge porn. Questa è la sala operativa del commissariato DPS online della Polizia Postale. Oggi vi parlo di un caso che è stato affrontato proprio qui. Si tratta di una giovane donna che ha denunciato la diffusione sui social network di immagini private scattate a sua insaputa che la ritraggono in momenti intimi. E qualcuno le ha poi inviate al suo attuale fidanzato, creandole ovviamente grossi problemi. E così la Postale, dopo aver identificato il responsabile della loro diffusione, sul suo smartphone sono state trovate anche le foto della vittima ed è stato individuato l'account social utilizzato per inoltrarle. Purtroppo il revenge porn colpisce soprattutto giovani ragazze che a volte a loro insaputa vengono fotografate o riprese in atteggiamenti intimi dai loro partner. Altre volte cedono alle richieste dei partner e consentono a farsi ritrarre o a condividere immagini intime. E troppo spesso sono gli ex che, finita la relazione, diffondono le immagini per vendicarsi. Prudenza, soprattutto prudenza, non condividiamo mai immagini e video intimi. E ricordiamoci che tutto quello che viene condiviso online è lì astrattamente per sempre. Anche quando lo vediamo cancellato, in realtà magari non lo è sui server della piattaforma che stiamo utilizzando. Se siamo vittima di revenge porn, contattiamo immediatamente la Polizia Postale per ricevere supporto e chiedere informazioni. Poi segnaliamo il reato al Garante per la protezione dei dati personali, questo per limitare la diffusione sui social delle nostre foto o dei nostri video intimi. Se riceviamo foto o video sessualmente espliciti che ritraggano altre persone, non diventiamo complici della loro diffusione. È reato, non facciamolo. Dal commissariato online della Polizia Postale, da MCC, Marco Camisani Calzolari, per ora è tutto. Noi ci vediamo la settimana prossima per un nuovo caso. Sconfiggere la povertà è stato questo il tema della tavola rotonda organizzata che si è svolta presso il Teatro Pirandello ad Agrigento, organizzata dalla comunità missionaria Porte Aperte il servizio. La tavola rotonda dal titolo Sconfiggere la povertà, organizzato dalla comunità missionaria Porte Aperte in occasione dell'anniversario della propria fondazione. Presenti le istituzioni, le tante associazioni di volontariato del nostro territorio, un incontro insomma finalizzato a creare delle sinergie dialoganti tra i vari operatori del settore per provare a ridurre i disagi derivanti dai diversi tipi di povertà che interessano la nostra città, portati dalla maggiore della comunità Porta Aperta, Sor Maria Grazia Pellitteri, quindi l'arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento Alessandro Damiano, il sindaco di Agrigento Miccichè. Sono intervenuti poi Pasquale Seddio, presidente della Cardinal Ferrari di Milano, Valerio Landri nella qualità di direttore della Caritas di Agrigento, Marco Bullo, assessore alla solidarietà del comune di Agrigento, Alvio Russo, dirigente scolastico e membro direttivo dell'associazione Generazioni Consapevoli, Suor Antonella Longi, referente missionaria della comunità missionaria Porte Aperte, Suor Maria Stella Rizzo, referente della mensa nella comunità missionaria Porta Aperta, Maria Grazia Abate, volontaria del progetto Tenda allo Slancio. Un accorato appello alle istituzioni e ad aumentare l'accoglienza in città è stata fatta da Suor Sellina, referente della mensa nella comunità missionaria Porte Aperte, di cui vi proponiamo uno stralcio del suo intervento. La presentazione mi ha fatto pensare quante storie vissute direttamente dai ragazzi in 25 anni di mensa, quando ancora la città non era pronta ad accogliere un fenomeno così grande, un esodo straordinario
di persone, di giovani, di ragazzi, così. Ma quante storie similari, proprio che ti risveglia il senso dell'umano, ti ribelli davanti, ma è possibile che in una società come la nostra, ancora alle soglie del terzo millennio, noi ci troviamo a vedere queste scene? Assurdo, non è possibile. Urge a questo punto, Valerio e tutti gli altri che siamo qui, urge, è un'urgenza che ci nasce da di dentro, è un'urgenza che ci viene dal fatto che tutti, a prescindere dalle etichette, siamo creature di Dio, a cui dobbiamo la sua somiglianza, a cui dobbiamo la sua immagine. Dov'è il nostro senso dell'umano? Abbiamo bisogno di risvegliare, di riscoprire il fatto che siamo uomini. Viva gli animali, ma un uomo, è un figlio di Dio, è un mio fratello. Ognuno al suo posto, ognuno al suo compito, ognuno ha la sua missione. Noi uomini siamo stati creati per vivere da fratelli, da sorelle. Che senso ha il pregare il Padre nostro? Padre di chi? Solo di una setta di persone? Di un gruppo di persone? O Padre di tutti gli uomini che vivono sulla terra, e che tutti gli uomini sulla terra hanno diritto ad avere i loro diritti, quelli fondamentali, perché non è giusto che una società, oltre ad avere i diritti fondamentali, hanno anche i di più, e lo sperperiamo, diciamocelo, e lo sperperiamo, no? Mentre altri non hanno neanche il diritto, quello naturale, di poter vivere da persone umane. Questa è una ingiustizia, e da questa ingiustizia nasce una ribellione, e da questa ribellione in noi nasce il senso della responsabilità. Noi siamo responsabili di questa nostra umanità vissuta in questi termini. Ci deve fare stare male il pensiero che uno come noi, una persona come noi, non abbia un tetto, non abbia un punto di riferimento, che non abbia, diciamo, il diritto fondamentale, quale può essere quello dell'alloggio, quello dell'alimentazione, quello dell'istruzione, quello della salute. Io mi sento di parlare, per quanto riguarda l'alloggio, è stato proprio qualche settimana fa che, telefonandomi, non ricordo bene chi adesso, forse dall'ufficio migrazione dei minori, per una famigliola, una giovane famigliola di mamma, papà, una bimba di 2 anni e uno disabile grave. Un disabile grave, gioia mia, che ci ha bloccati alla mensa quando abbiamo visto questa scena. Cercavano un posto dove andare a dormire. L'ufficio immigrazione non aveva. Abbiamo telefonato in tante parti e non c'era possibilità. Non c'era possibilità, un'opportunità. Io mi chiedo, non è forse il momento giusto per pensare di realizzare un dormitorio, un pronto intervento sociale che operi al di fuori degli orari d'ufficio, che operi, diciamo, di notte, di giorno, tipo un pronto soccorso, sociale.
impotenti, lei per la burocrazia e noi perché manchiamo di strutture. Manchiamo di strutture, non è possibile ritrovarci con le spalle al muro davanti a una realtà umana del genere. E continuano le iniziative del Sor Optimis Club di Agrigento nei comuni di Canastra e di Naro. Proseguono i 16 giorni di attivismo contro la violenza sulle donne del Sor Optimis Club di Agrigento. Il nostro impegno punta a fare in modo che il nostro messaggio raggiunga una vasta platea, purché il fenomeno è diffuso e purtroppo in crescita ovunque, come ci ha confermato il comandante dei Carabinieri di Agrigento, colonnello Vittorio Stingo, in occasione della consegna dell'ammodernata stanza per sé, e quanto ha affermato la presidente Margherita Trupiano, che ha aggiunto: in quest'ottica ieri abbiamo incontrato il sindaco di Camastra Dario Caglio con l'assessore Simona Costanza, che hanno scelto di dare corpo alla nostra campagna di illuminare di arancione i monumenti e il palazzo di città. Si è vestito di colore. L'incontro con gli amministratori della cittadina ha anche offerto l'opportunità al Sor Optimis Club per conoscere la realtà di Camastra, dialogare per l'avvio di un percorso comune di impegno sui temi della promozione del ruolo femminile, del suo potenziale, dei diritti umani e della pace. Intanto, in vista della chiusura del periodo di attivismo sul tema, ci anticipa la Presidente, abbiamo organizzato per venerdì alle ore 16 presso il Comune di Naro, retto dal Sindaco Maria Grazia Brandara, anche questo coloratosi di arancione, il convegno sulle donne e violenza con i saluti del Sindaco Brandara, le relazioni della sociologa Paola Savona La Sala, testimonianze dei familiari di femminicidi e toccanti pagine di letteratura lette dall'attrice Susin Delicato. Le conclusioni saranno affidate a Mariella Lobello, già vicepresidente della Regione Siciliana. Il segretario della UIL, Gero Acquisto, si unisce al corteo della manifestazione Stop alla violenza sul personale sanitario, indetta per il giorno 10 dicembre, alle ore 17 in piazza Pirandello ad Agrigento. Tutti in strada per dire basta alle aggressioni nei confronti delle professioni sanitarie. Il sindacato della UIL si batte sempre per una buona sanità, per migliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori della sanità e lavorare così in maniera serena. È una nota della Di Consum CISL sulla mancata erogazione dei bonus acqua e ritardi di AICA creano diseguaglianze tra i cittadini. Abbiamo sentito in merito la responsabile Ilenia Capodici, da noi intervistata. Ilenia Capodici di Adi Consum, una nota molto particolare e dettagliata relativamente alle disfunzioni dell'AICA, circa i rimborsi alle persone che ne hanno più bisogno. Ecco, di cosa si tratta? Sì, in realtà è da circa un anno che non viene erogato il bonus acqua. Ecco, il bonus è riconosciuto dalla legge a chi ha determinati requisiti che riguardano ovviamente un ISEE basso entro una certa soglia, di poter avere di usufruire di una riduzione nelle bollette per quanto riguarda l'acqua. È da circa, come ho già detto prima, un anno che questa agevolazione non viene riconosciuta ai cittadini, alle famiglie, a causa di un mancato adeguamento della normativa sulla privacy, che prevede un allineamento a livello nazionale di tutti i gestori del sistema idrico. Ovviamente dopo un anno ci viene da chiedersi perché, a cosa è imputabile questo ritardo e perché ancora persiste. Nel silenzio abbiamo ovviamente deciso di intervenire e proprio ieri vi devo dire che ho sentito il presidente dell'ATI, il dottore Mimmo Gueli, il sindaco di Santa Elisabetta, che ci ha assicurato che la situazione ovviamente è già stata superata, che a breve verranno erogati i bonus acqua, quindi le famiglie potranno anche recuperare il pregresso, perché questo tra l'altro ci viene anche rassicurato, abbiamo ricevuto delle rassicurazioni da parte dell'ARERA e mi dice quindi non solo che il bonus verrà erogato a breve, che si recupererà il passato e che sono state previste anche altre misure di cui ovviamente poi sarà il presidente dell'ATI a parlarne e quindi aspettiamo approfondimenti nel merito. Quindi cosa bisogna fare arrivato a questo punto per gli utenti che aspettano da tempo?
non bisogna fare nulla, perché gli utenti che ne avevano e le famiglie che ne avevano il diritto, nel momento in cui hanno un ISEE basso e quindi hanno presentato la DSU, ma questo si fa ovviamente tramite CAF, hanno il diritto a ricevere l'agevolazione direttamente in bolletta, non devono fare nulla, purtroppo devono solo attendere, come tutte le cose in Italia. Il bonus e quell'agevolazione acqua fa parte di quei bonus sociali previsti per le famiglie meno abbienti, quindi per evitare di creare ulteriori diseguaglianze e quindi creare questa disparità tra chi può pagare e quindi avere l'acqua senza problemi e chi non può pagare e rischia ovviamente di cumulare debiti su debiti, ma per un problema, come dire, che non dipende dalla loro volontà perché non viene erogato il bonus, è giusto che ovviamente si dia la priorità ad accelerare questo genere di pratiche per mettere tutti nelle condizioni ovviamente di poter pagare e di usufruire delle agevolazioni previste dalla legge. E la parrocchia di Fontanelle ha festeggiato il patrono San Nicola, Vespri, minestra e spettacolo teatrale, il servizio di Eugenio Cairone. Il quartiere agrigentino di Fontanelle in festa per il patrono della parrocchia San Nicola. 2 giorni tra preghiera, momenti di aggregazione con la distribuzione della minestra di San Nicola e ieri, giornata dedicata al santo, la messa con i vespri solenni e lo spettacolo teatrale nella sala dell'oratorio ispirato alla novella di Pirandello La Verità. La messa è stata celebrata da Don Carmelo Petrone e concelebrata dal parroco di Fontanelle, Don Andrea Militello. All'omelia Don Carmelo Petrone ha parlato del miracoloso patrono San Nicola, un santo amato e venerato che gode di un culto mondiale, il più esteso dopo quello per la Madonna. San Nicola è venerato dalla Chiesa cattolica e da quella ortodossa. Praticamente nessun santo può reggere il confronto con il Santo Vescovo, un uomo, come è stato ribadito da Don Carmelo nel corso dell'omelia, che si è distinto per la sua generosità verso i poveri e i bisognosi e che è divenuto patrono tra gli altri dei marinai, dei bambini e delle giovani donne che si avviano al matrimonio. Nella tomba che si trova nella cripta della Basilica di Bari si forma la cosiddetta manna di San Nicola, un liquido che trae origine dalle ossa del santo e diviene reliquia distribuita ai devoti. Fontanelle è un quartiere dove è mancata da sempre e si nota tantissimo l'attenzione delle amministrazioni comunali, per cui permane una situazione di rischio per quanto riguarda ad esempio le strade lasciate al buio e senza protezioni dalle scarpate. E così non resta che rivolgersi, come molti fanno notare, al patrono San Nicola perché possa proteggere dai pericoli di ogni giorno. Era stato il parroco Don Franco Giordano a fare arrivare a Fontanelle la statua di San Nicola, quella che ieri, grazie al giovane parroco Don Andrea, è stata esposta alla venerazione dei parrocchiani del popoloso quartiere. Come a
presentato ieri presso il Circolo Empedocleo il nuovo libro del regista teatrale Enzo Alessi, La città dei miracoli. Eravamo sul posto. Enzo Alessi, oggi qui al Circolo Empedocleo per presentare il suo libro La città dei miracoli, un libro sicuramente interessante per chi lo legge. Mi auguro che lo leggano veramente. C'è la mia storia in fondo lì di giovane cronista di nere giudiziarie del passato e i personaggi, che sono 10 in questo libro, si collegano tutti alla famosa frana di Agrigento del 66. Ho cercato di raccontare storie umane, storie di vita, ma anche storie amare, molto amare, e in fondo anche storie di ordinaria corruzione. La mia città dei miracoli è un miracolo all'inverso, cioè tanta gente che ne compiono di tutti i colori e trovo invece le scappatoie. Ma comunque è un libro che consiglio di leggere per un semplice motivo, perché è una riflessione su come si vive e sta la gente oggi. Devo ringraziare il dottore Antonio Liotta, che è l'editore di Medinova, che ha voluto ristampare questo libro dopo 30 anni e questo mi dà la possibilità di comunicare con tanti amici. Quanto c'è di autobiografico e quanto di fantasia? Beh, io direi metà e metà. Antonio Liotta, parliamo di questo libro, perché ha deciso di pubblicarlo? Cosa c'è di interessante anche per chi lo andrà a leggere? È un libro di un'attualità straordinaria e quindi viene a raccontare la storia contemporanea, motivo per cui non può mai tramontare. Io sono stato contentissimo della fiducia che Enzo Alessi ha riposto nella Medinova e quindi poter riproporre questo libro, che è estremamente importante per conoscere la realtà sociale, economica, politica, caratteriale e sociale degli anni 60-70 nel nostro territorio. Questo è un dato veramente importante, scritto in una maniera egregia con con quell'esercizio del cronista qual era e qual è stato per tanti anni giornalista Enzo Alessi. Tra i 10 casi quale più l'ha colpita? Ma senza dubbio è difficile scegliere, ma diciamo che Tano Munnizza è uno dei racconti più interessanti, più significativi. C'è grande amarezza, grande ironia, in certi momenti anche sarcasmo, e naturalmente è un libro che fa riflettere, perché purtroppo quando è successo con il sacco di Agrigento, ecco, non ci sono stati sviluppi tali da poter creare un cambiamento nella nostra società, nel nostro territorio. E sarà presentato venerdì 9 dicembre il nuovo libro di Andrea Cirino, Tutto colpa di Solone, presso il Circolo Empedocleo di Agrigento. L'evento sarà coordinato dal regista agrigentino Mario Gaziano. Previsti gli interventi di Luigi Mula, Salvatore Pezzino, Marco Zambuto. Partecipazione artistica di Salvatore Nocera Bracco. Presentata a Catania la festa di Sant'Agata, il monito dell'arcivescovo: rispettare le regole, niente sfilate, no alle scommesse. Queste le raccomandazioni che l'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, ha rivolto ai catanesi. Le interviste. Lei ha detto niente scommesse, ha detto non bisogna fare insulti sui social, bisogna vivere con empatia questa festa. Con empatia, perché dobbiamo creare un vero clima di fraternità e di popolo e non di divisione. Sarebbe una contraddizione. Festeggiamo la Santa, che è veramente la sorella di tutti, che affettuosamente viene chiamata Gatuzza da tutti, e poi ci dividiamo tra noi. E poi non dimentichiamo, con i santi, sui santi non si lucra, per questo no alle scommesse. Se qualcosa c'è stato nel passato, qualcuno lo confessi come un grave peccato e cambi totalmente vita. Lei ha detto che si lavora da mesi, non c'è nessuna improvvisazione, quindi le critiche vanno assolutamente isolate, e prenderà provvedimenti qualora ci fosse. Ma posso prendere provvedimenti ovviamente per chi è nel mondo ecclesiale e per chi ad un certo punto dice delle cose false contro qualcuno.
Se una persona che lavora con noi nelle associazioni si permette di criticare invece di collaborare, ecco, vuol dire che non ha capito lo spirito con il quale si sta nelle associazioni, anzi con il quale si sta nella Chiesa. Quando sono arrivato a Catania, nell'omelia ho citato Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, nel quale un mafioso diceva: nella Chiesa ci sta come ci vuole. No, nella Chiesa non si sta come si vuole, si sta con la fede, con la concordia e camminando insieme, altrimenti ci si mette al lato fin quando non si comprende che si cammina così. Che festa sarà? Lei ha parlato di una festa del popolo. Una festa del popolo, ma lo è già una festa del popolo. Si tratta veramente di purificarla non da qualcosa di bello che c'è, ma da critiche, polemiche, protagonismi. E allora se rimaniamo ognuno, possiamo dire, al suo posto e comprendiamo il vero messaggio di Agata, la città di Catania e tutti quelli che verranno qui in pellegrinaggio non potranno che andarsene più arricchiti spiritualmente dico, perché di questo oggi il mondo ha bisogno, di spiritualità, ha bisogno di pace, ha bisogno di valori, ha bisogno soprattutto di una fede che sia credibile. Lei ha invitato anche delle persone che hanno segnato la sua carriera, come il vescovo che l'ha ordinato. Per carità, carriera no, il mio servizio. E io ho cominciato perché ogni anno voglio invitare un vescovo da una regione diversa, con i quali certamente ci sono dei legati. Ho cominciato dalla mia regione, la Puglia, e dall'arcivescovo emerito di Bari Bitonto, che effettivamente ha un legame con me in quanto è colui che mi ha consacrato vescovo. Poi ci saranno anche da altre regioni, perché come dicevo Sant'Agata è una santa universale, una delle sante più venerate in tutto il mondo. A chi sarà consegnata la Candelora d'Oro? L'abbiamo chiesto all'arcivescovo, non lo sappiamo. Ancora vige Massimo Risalto? Al commissario straordinario, no, ma ancora credo che proprio non si sappia, assolutamente, non c'è un nome ancora. Che festa di Sant'Agata sarà? Quali gli eventi collaterali che la arricchiranno, se ci sono novità? Ma tante le novità, come eventi culturali, come eventi collaterali, come sport, devo dire. Diciamo che sarà una festa, sarà la ripresa della normalità, una festa, io spero, in sicurezza, composta, una festa dove ci sia molta riflessione, perché abbiamo bisogno anche di riflettere su quello che abbiamo vissuto in questi 2 anni, e quindi credo che non sia solamente una festa, ma sia una festa un po' più meditata, un po' più importante secondo me delle altre. Comunque noi ce la metteremo tutta anche per cercare di renderla ancora più bella, più luminosa, più festa. L'arcivescovo ha dato delle norme di comportamento che dovranno essere, si spera, applicate. Io sono molto felice del discorso che ha fatto l'arcivescovo e condivido tutto. Non si può non condividere. L'arcivescovo dice sempre delle cose perfettamente precise e giuste. Sì, io spero molto, infatti stiamo lavorando tantissimo come comitato sulla sicurezza per dare la possibilità ai cittadini di essere comunque, di godere della festa più degli altri anni probabilmente, e nello stesso tempo in sicurezza, perché tante le persone deboli, tante le donne, tanti i bambini, tante le persone anziane, dobbiamo dare la possibilità a tutti di goderne. Come si strutturerà la sicurezza dentro Catania? La sicurezza è il primo aspetto che abbiamo con Sua Eccellenza il Prefetto organizzato, per cui ci sarà la sicurezza con la collaborazione, anzi con l'indicazione del Questore, signor Questore, e questo l'abbiamo visto parte per parte, no? Sul tracciato che si deve percorrere. E quindi abbiamo fatto 2 riunioni, una a livello pubblico e l'altra col comitato. Per cui anche lo stesso comitato si dovrà munire di un responsabile della sicurezza e quindi coordinarsi. Siamo stati molto attenti su questo. È in linea la regia per la pubblicità. Chiesto il commissariamento a Messina dell'ATM, intervista al sindacalista Mariano Massaro. Per
Perché il commissariamento allora? Guardi, il commissariamento si poteva anche mettere da parte ieri con la convocazione del prefetto, dove era presente anche il vice sindaco Mondello. Si era concordato anche di fare dei tavoli monitorati dalle istituzioni, però usciamo da là e vediamo un servizio dove il presidente Campagna per l'ennesima volta nel suo disegno di criminalizzare i lavoratori dimostra che con l'AVM qualche autista è in ritardo di 5 minuti o qualcuno è in anticipo di 3 minuti, cose normalmente che accadono normalmente nella città, in una città come Messina, un po' di anticipo e un po' di ritardo con l'autobus si può portare, ma è in atto un disegno per criminalizzare questi lavoratori in modo da poterli gestire agevolmente all'interno dell'azienda, con il silenzio, e se i lavoratori si lamentano avranno la città contro. Questo è il disegno che noi stiamo cercando di fermare e per cui abbiamo chiesto il commissariamento, questo è il motivo principale. Quella dell'Orsa è una presa di posizione forte, consideriamo che siete stati tra i sindacati che avete sostenuto la nascita di questa azienda. Noi abbiamo preso una forte posizione quando c'è stato da sottoscrivere il Salva Messina, che adesso non è più attuale, ma perché avevamo coscienza dei numeri quando ci furono esposti i debiti di ATM, della vecchia ATM, e capivamo che con 81 milioni di debiti non si poteva riprendere quell'azienda, quindi ci siamo impegnati full time e col cuore veramente a ricostruire una nuova azienda che per carità sta funzionando. Il servizio c'è, però non significa che questo servizio deve essere mantenuto con il massacro dei lavoratori. Ci sono dei principi nel Salva Messina dove nulla deve essere esternalizzato, ma noi abbiamo già denunciato un disegno di esternalizzazione dell'officina e della verifica. Un disegno furbo, fatto in modo di far morire quei settori e man mano sostituirli con appalti. È una esternalizzazione sotto mentite spoglie, noi l'abbiamo capito perché facciamo questo mestiere anche da anni, noi con gli altri sindacati che hanno aderito, ne manca uno. Spiegheranno perché non sono in questa protesta, però oltre al problema dei lavoratori c'è anche il problema di mantenere all'interno l'unità contrattuale e di mantenere tutti i servizi all'interno di ATM senza esternalizzazione. Nel corso della pandemia vi è stato una diffusione maggiore delle teorie del complotto, tuttavia il tema appunto del credere in delle narrazioni dotate di senso e di significato mi affascina da sempre, ed è un tema che evidentemente interseca diversi ambiti disciplinari, quello della psicologia clinica, della psicologia sociale, della storia, che è un'altra mia passione, e dell'antropologia. Questa tesi, che contiene al suo interno anche una ricerca perché è una tesi sperimentale, mi ha consentito di fare un parallelismo tra appunto quelle che sono le teorie del complotto ma anche le religioni. Dal pipistrello di Wuhan al 5G. Le cause della pandemia, le conseguenze, sono eventi complessi. Talvolta noi abbiamo difficoltà ovviamente a comprendere la complessità della realtà perché non tutti possiamo essere esperti di qualsiasi campo del sapere. Ne consegue che per poterci muovere, comunque poter avere delle coordinate che ci permettano di vivere, necessariamente ci diamo delle spiegazioni che inevitabilmente comunque arrecano una distorsione della realtà o comunque ne elidono una parte. L'uomo di tutti i giorni è chiaro che poi alla fine è l'utente finale del messaggio. Il problema non sta nell'uomo che non crede o che crede nel pipistrello, ma sta nelle istituzioni che evidentemente non sono più fonte di verità. Può darsi che non riescono più a controllare la massa perché la massa ha un gradino di cultura in più. Le teorie del complotto comunque sono presenti nella società da sempre. Questi problemi che stiamo vivendo e che anche le istituzioni stanno attraversando, questo momento di crisi è presente comunque da sempre. Momenti di crisi, quale quello pandemico, che è evidentemente un momento di picco acuto di crisi, si evince ancor più rispetto appunto a decenni o a secoli passati. Stiamo vivendo un'assenza di fiducia nelle istituzioni, che comporta appunto un'assenza di fiducia anche nelle verità che esse ci trasmettono. Cosa proponi quindi per avere fiducia? La fiducia è un tema legato a quello della credibilità, non tanto nel tempo di ciò che si afferma, ma più che altro coerenza tra le azioni e le parole. Forse ciò che manca evidentemente, ma è un tema tanto presente quanto vero e quanto banale da ammettere, talvolta la politica o le istituzioni, gli organi pubblici peccano forse di questo, di coerenza tra azioni e parole. La tesi, in accordo con diverse ricerche sul settore, non stiamo parlando di persone patologiche, sono persone normali, con titoli di studio trasversali, anche premi Nobel. E quindi chi voleva veicolare tutto questo materiale, non riuscendo in toto, si è reso conto che viene difficile controllare nell'era moderna le masse. Dei mezzi di comunicazione che oggi possiamo utilizzare fanno sì che la diffusione delle informazioni, qualsiasi esse siano, sia ancora più capillare rispetto a un tempo, quindi è chiaro che l'individuo
può formarsi pensieri autonomi in maniera più facile. Arriveremo anche in Occidente a bloccare la rete, come già si verifica in altri paesi non occidentali? Mi auguro di no, perché ma non credo che vi sia neanche il rischio, perché comunque la nostra cultura è una cultura pur sempre liberale e fondamentalmente individuale. Bisognerebbe appunto che i mezzi, come dicevo, di informazione istituzionali puntino di più sulla comunicazione e sulla cultura. Non te lo chiedi perché in prima serata magari vanno in onda dei programmi così da imbambolare le menti? Credo che assolvano una funzione di anestetizzazione, è un mio parere. Poi il telecomando vince sempre, quando non ti appassiona quell'imbambolimento lo cambi. Pur vero che i canali però propinano e propongono in maniera univoca dei programmi, mentre i social, possiamo dire internet, ci permette anche di scegliere. Sbaglia chi dice che c'è chi vuole il pensiero unico? Assolutamente sì. A chi è rivolta questa tesi? Tutti. Sviluppare maggiore consapevolezza. Le caratteristiche che conducono l'uomo a credere a tutte queste narrazioni sono appunto caratteristiche fisiologiche umane. Se appunto assumiamo maggiore consapevolezza possiamo anche evitare fondamentalismi ed estremismi. Passiamo allo sport. Il neoacquisto Simone Brunetti, centrocampista, si presenta ai tifosi biancazzurri. Sentiamolo in questa sua prima intervista rilasciata in sala stampa. Nuovo acquisto dell'Akragas, si tratta di Simone Brunetti, centrocampista, ex Lupa Frascati, un Serie D insomma. Sentiamolo ai microfoni nel corso della sua prima intervista nella sala stampa della società. Simone Brunetti, uno dei nuovi volti dell'Akragas di questo mercato di dicembre, con quali ambizioni, con quali obiettivi arrivi all'Akragas? Sicuramente innanzitutto grazie per il benvenuto, e poi comunque arrivo con ambizioni molto importanti, perché so che arrivo in una piazza una grande piazza con appunto grandi ambizioni, e io cercherò di rispettarle a meglio. Oggi primo allenamento con l'Akragas, com'è stato questo impatto? Sicuramente positivo, noto che comunque tutti i miei compagni sono dei bravissimi ragazzi con grandi qualità. E naturalmente dal primo allenamento non posso guardare tantissime cose, si vedrà con il passare dei giorni, però cerco di adattarmi al meglio. I tuoi obiettivi personali quali sono? I miei obiettivi personali sono di fare il meglio possibile per far raggiungere gli obiettivi alla squadra e cercare di trovare una continuità che non ho mai avuto fino adesso. Per chi non ti conosce ancora, tifosi dell'Akragas, che calciatore sei? Sono un centrocampista abbastanza dinamico, quindi posso fare diversi ruoli del centrocampo, con buon tiro sia destro che sinistro, e un centrocampista di corsa. Trovi l'Akragas in testa al campionato d'eccellenza, l'obiettivo è quello di arrivare fino in fondo e provare a centrare il salto di categoria. Certo, questo è l'obiettivo principale. Ai tifosi dell'Akragas quale messaggio ti senti di lanciare? Do un messaggio molto importante, ovvero quello di tifare per la nostra squadra e cercare di dare un sostegno in più per farci arrivare al nostro obiettivo. Un'ultima domanda, come stai fisicamente? Sei pronto per il debutto domenica contro il Misil Meri? Sono prontissimo, allenato fino in fondo e cercherò di dare il mio contributo anche domenica. E il cantante palermitano Gabriele Versace parteciperà a Casa Sanremo Live Box, il servizio. L'energico interprete siciliano Gabriele Versace, dopo le selezioni che si sono tenute a Caltanissetta, è stato selezionato per Casa Sanremo Live Box. Dal 7 all'11 febbraio 2023 si esibirà con un suo brano a Casa Sanremo, cuore pulsante del Festival della Canzone Italiana, vero e proprio crocevia e punto d'incontro tra artisti, addetti ai lavori, giornalisti e discografici. Una grande occasione per Gabriele Versace, che con grande passione, sacrificio e impegno in questo ultimo anno si sta imponendo sulla scena del panorama musicale italiano. Arrivare lì è un sogno per ogni cantante, e quindi per chi è il cuore pulsante della musica italiana, quindi non vedo l'ora che arrivi questo 7 febbraio per potermi esibire e soprattutto dare tante emozioni, perché è quello che sogno sin da piccolo. Io voglio che arrivi al pubblico appunto questo, perché è la mia persona, quindi la mia personalità non la voglio cambiare, voglio che il pubblico accetti ovviamente quello che io sono, e soprattutto la trasparenza e l'umiltà, perché spero che questo mio essere possa arrivare così per quello che sono. Ti piacerebbe fare una collaborazione, un duetto con qualche cantante nazionale?
Sì, guarda, hanno annunciato i finalisti di Sanremo. Quando ho visto Giorgia e Marco Mengoni, per me il mio cuore è esploso, perché comunque Marco Mengoni ovviamente lo stimo tanto come cantante, e poi Giorgia comunque è la cantante che è una delle voci più belle che abbiamo comunque in Italia. Un'altra notte ancora passerà, dalla finestra entra un po' di luce che ti accarezza come la mia mano. E questo è tutto per oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni di TV Notizie, una buona serata.